Ritorno al futuro. Sì, perché di passato la nuova Forza Italia non ne vuol più sentir parlare se non per languidi ricordi nostalgici del tempo che fu. Ma oggi inizia il tempo che sarà, quello della rivoluzione azzurra che riparte da Berlusconi e continua con i big del 1994 con lo stesso spirito, solo con qualche ruga in faccia e qualche anno in più sulle spalle e sulle gambe, che di strada ne han fatta tanta, ma nei corsi e ricorsi della storia a volte si ritorna al punto di partenza. Si vede che Forza Italia è già sopra il 20%. Chi se lo sarebbe aspettato? Io. La prima mission per Forza Italia oggi è ricominciare a plasmarsi e riprendere forma. In ogni regione inizia un percorso costituente con la nascita di comitati composti da tutti i parlamentari nazionali ed europei, capaci di coinvolgere personalità di spicco della società civile, del mondo del lavoro e dell'impresa. La struttura fondamentale sono sempre i club. In 20 giorni solo dal Veneto sono partite circa 300 richieste di autorizzazione a fondare nuovi circoli. In Italia quasi 3.000. A ieri erano già 2.800 attivati, contiamo che per domenica che facciamo la manifestazione avranno superato le 3.000 unità, di conseguenza io credo che questa sia una struttura assolutamente innovativa e che Berlusconi sta facendo per poi lasciare in eredità comunque al partito. La presentazione in grande stile dell'edizione a giornate corrette di Forza Italia richiama i grandi notabili veneti del partito. Ci sono tutti, i giovani e i vecchi, il passato e il futuro, a cominciare da un presente all'opposizione, dalla scelta di non votare la fiducia alla legge di stabilità fino alla critica alle politiche economiche e fiscali del governo Letta. Il governo Letta ha fallito su tutto. Ma la spallata decisiva all'equilibrio istituzionale per Forza Italia è stata data dalla Corte Costituzionale che ha bocciato il Porcellum. Renato Brunetta la mette lì. Un Senato illegittimo può votare la decadenza di Berlusconi? Ci sono 148 abusivi che sono i parlamentari della sinistra, figli del premio di maggioranza, che inquinano in questa maniera, drogano la composizione della Camera e anche del Senato. E noi chiediamo che al più presto si vada a votare. Insomma, Forza Italia punta alle nuove elezioni e ovviamente strizza l'occhio ai cugini del nuovo centrodestra, visto che l'unione fa la forza e oggi i sondaggi danno in vantaggio la somma di quello che fu il Popolo della Libertà. Effettivamente, se andiamo a vedere la somma, no, dei due simboli, no, Forza Italia e PDL, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, la somma è maggiore a quella del PDL negli ultimi tempi, quindi sicuramente anche da loro un po' di vivacità. Io mi auguro che ce ne sia tanta, visto che saremo alleati, partner. Io auguro a loro buona fortuna.